E sì, insomma, grazie Edoardo, ci conosciamo da molti anni, abbiamo anche lavorato assieme e continueremo a lavorare assieme su questo punto che lui diceva, il racconto di noi che siamo qua, questo strano mondo che lui insieme a Giorgio Lago col Gazzettino hanno definito Nord-Est. Ecco. E ogni volta quando parlo con Edoardo c'è sempre da parte mia una grande riconoscenza, cioè, insomma noi qui se siamo conosciuti in Italia per qualcosa, che sia una cosa brutta o bella, lo dirà la storia, non lo dirà neanche Edoardo, tantomeno io, ma è la famosa locomotiva. E questa famosa locomotiva Veneto, che poi diventa anche Veneto Friulana, che poi diventa Nord-Est, l'hanno inventata loro quella parola lì. Giorgio Lago, lui, quella redazione lì. Quindi se tutta Italia sa qualcosa di noi, la sa grazie a queste persone, altrimenti saremmo rimasti regioni molto divise, una un po' più grande, una molto piccola che il Friuli e avanti. Esempio, il centro Italia non è mai diventato quasi nulla per l'Italia proprio perché tante regioni sono rimaste piccole e spaccate tra di loro. Anche su questo ci sarebbe da fare tutto un ragionamento. La differenza tra grande, enorme, tra uno come me e Edoardo Pittalis sta su come abbiamo guardato a questo territorio. Pittalis, Giorgio Lago ed altri, loro due di più ma anche altri, hanno raccontato la locomotiva e a volte cosa stava dentro. Il sottoscritto, e credo qua, non so se è un merito o una colpa, non lo so, però pochi altri scrittori, su questo me lo prendo e me lo porto a casa, e pochi altri scrittori negli ultimi 20 anni abbiamo provato a raccontare cosa ha lasciato indietro quella locomotiva lì, o molto spesso cosa ha schiacciato. Tutto è nato tanti anni fa, allora a guardare il Nord potrebbe raccogliere 20 anni di scrittura e 50 della nostra storia. Quindi l'ultima parte, l'evoluzione, proprio quando la locomotiva correva molto veloce fino a quando si è fermata. E dagli anni 80 un ipotetico 2030 e rotti. L'inizio mio però venne con questa frase che chi avrà voglia di prendere il libro un po' gliela regalo anche, cioè, abbiamo stampato una roba in tiratura limitata che fa: la mia generazione è nata nel mondo contadino, è cresciuta nel mondo operaio, oggi vive nel mondo tecnologico, che all'epoca non era internet, non esisteva, era un mondo ultra tecnologico, la grande fabbrica citata da Edoardo. 1 su 10 ce l'ha fatta, chi attraverso la fabbrica o il lavoro si è arricchito, gli altri 9 provo a raccontarli io. Ecco, questa frasetta la scrissi che avevo 18 anni, in una serata abbastanza comico sbagliata, passata in un'osteria che non aveva niente a che fare con questo posto, era un'osteria che definire depravata e allucinata è poco, dove a 14 anni ci facevano, siamo tutti adulti, un'educazione sessuale. Io ne avevo 13, la prima cosa che imparai del sesso fu da questo vecchio che tornava dal Medio Oriente e mi insegnò non andare mai con le troie turche perché gli puzza la pelle d'aglio. Ecco, questa è la prima educazione sessuale della mia generazione. Allora, in quel postaccio, in quella osteria magnifica dove tu andavi a teatro senza pagare il biglietto, mi venne in mente che forse quel vecchio lì e 100.000 vecchi come lui, o anche giovani o meno giovani o di media età, con tutte le loro storie comico-drammatiche, mi sembrava un peccato che andassero perse. Allora, da una parte c'era il Gazzettino, Giorgio Lago, Edoardo Pittalis, il racconto della Zanussi, di Zanussi, di Zanussi come di tanti di altri, tanti no, di Zanussi come di altri,
Sì, insomma c'erano anche i Rossi, cioè c'erano gli imprenditori grandi, ciò che muovevano e ciò che si muoveva dietro loro, mancava tutta l'altra parte. Inconsapevolmente iniziai a diventare quello che nel libro dico in maniera ironica un inviato speciale nell'osteria sotto casa. Gli inviati speciali avevano bisogno di andare di là dal mondo a raccontare le guerre, i giornalisti raccontavano le grandi rivoluzioni che il Veneto subiva o delle quali ne godeva. Mancava, dal mio punto di vista, ma non era voluta, mancava quella cosa lì, cioè andare a raccontare il famoso dietro le quinte, che lo posso dire oggi 30 anni dopo, perché era un ragazzino che lavorava in fabbrica, che non aveva a che fare niente con la scrittura o con i libri, ma che aveva solo tanta voglia di vita, soprattutto di un certo tipo di vita, e di fotografarla, di salvarla in qualche maniera. Allora mi sono accorto tanti anni dopo, ormai 30 anni dopo, che fu un lavoro sostanzialmente fotografico. Se si fa sempre la fotografia del famoso, del potente o dell'industriale o del politico o del campione di turno, perché viene facile e viene immediato, molto meno si fa la fotografia del perdente. Allora fu un gioco di scambio parti. Dietro, in maniera sfumata, il Zanussi di turno e davanti l'operaio che viene licenziato. Dietro il campione di turno e davanti l'ultima squadra della serie. Dietro un gioco di ribaltamento della realtà sostanzialmente. Allora da quell'osteria poi non è più finito. C'è il racconto di quel vecchio che torna, che mi fa la prima educazione sessuale, da lì a narrare ciò che è stata una parte del Veneto, del Friuli, Trentino già diverso, è venuto naturale, spontaneo. Edoardo, in una bellissima recensione apparsa poco tempo fa, insomma qualche settimana fa, lui cita proprio questa cosa del metal scrittore. Ecco, io la definisco così, dell'inviato in quei posti, che è quella vecchia osteria, ma che anche nel fondo di quelle fabbriche, o che è nei rave degli anni '80, come tu citavi, o che nelle serate sballate, o che all'interno delle famiglie, nei contrasti genitori-figli, dopo certe scelte o dopo certe nottate. Sostanzialmente, e qui la finisco, mettiamola così, in questi due libri, Pane e Ferro e A guardare il Nord, credo ci sia insomma, ho tentato di tenere dentro quello che chiamiamo Novecento, visto dalla parte nostra, popolare. Se Pane e Ferro è il Novecento legato alla terra, quindi molto di più il Veneto contadino, il Veneto della terra, il Veneto dei campi, A guardare il Nord del Veneto, come diceva Edoardo, della fabbrica, dell'industria. E basta, insomma.